allora questa presentiamo un autore che è qui accanto a me e che dalle persone che sono nella sala chiaramente è una persona che penso abbia una grandissima sensibilità e un afflato emotivo, perché le persone sono qui per te questa sera. Si chiama Alessandro Spina e presentiamo le sue due creature. Sono due libri, perché per ogni autore il libro è una creatura, poi lui lo confermerà, che hanno il titolo, uno Una verità incompleta e l'altro L'omertà del forestiero. Sono due libri caratterizzati da una grandissima originalità. Mi hanno colpito, io ne leggo tantissimi, ne presento anche tantissimi e di solito non sono abituata a dire cose che non parlo mai per piaggeria, ci credo. Veramente sono molto originali e peraltro quando l'ho letto non lo conoscevo, non sapevo che fosse così giovane e pensavo che invece fosse una persona tra virgolette abituata a scrivere. Oltretutto c'è una grandissima capacità introspettiva che permette al lettore di entrare proprio nelle anime della psicologia dei singoli personaggi, ti sembra quasi di conoscerli, cioè quando li leggi mano a mano, e che poi era il grande pregio dei grandi scrittori, no? Che basta leggere Orgoglio e Pregiudizio sembrava di conoscere le persone che sapevano Dio Dostoevskij. E quindi di sentirsi proprio parte della vicenda. Il primo, La verità incompleta, è ambientato a Roma, nel quartiere Garbatella. E per una pura coincidenza il libro inizia proprio qua, vicino a Mondadori, quindi inizia proprio nel quartiere San Giovanni a Via Appia. E lui non ci conosceva, per cui è stato veramente un puro caso, una coincidenza nella quale credo moltissimo. E ha quasi la struttura di un giallo, e tutto ruota intorno a un gruppo di ragazzi che sono identificati come banda. In realtà la banda ha un'eccezione negativa, poi lui ci spiegherà che questa non c'è in loro, che sono invece dei moderni Robin Hood, perché hanno la missione di ripristinare la giustizia e l'ordine colpendo le persone nei loro difetti. Quindi ognuno di noi, chiaramente quelli che sono, no, ognuno di noi, quelli che sono, non dico malvagi, ma che sono negativi, hanno dei difetti, e questi invece hanno con loro azione, poi lui ci spiegherà meglio, proprio la missione quasi di aiutarli. I protagonisti sono due, sono Andrea e Michele, due personaggi che hanno una loro personalità, però il lettore potrebbe anche confonderli. Non è un caso, sono... È voluta, è insomma, quasi questa voluta, simbiosi da queste... perché inizialmente volevo dare una netta demarcazione tra quello che io definisco all'interno del romanzo più volte la separazione tra il bene e il male. Bene e male ovviamente è soggettivo. Questa demarcazione, più passano i capitoli, più si confonde, si sovrappone, e quindi ciò che era bene si sovrappone a ciò che è male, anche se ci sono dei personaggi che nascono positivi e rimangono positivi fino alla fine. Quindi diciamo, sono quelli che vorresti incontrare nella tua vita, ovviamente. Sì, la definizione di Robin Hood tende un po' a scemare con l'avanzare della storia. È ovviamente un libro che porta delle riflessioni. Esatto. Sicuramente è quella la spinta che volevo mettere all'interno delle vicende tra i diversi personaggi. Infatti la cosa positiva di questo libro è che, lo hai detto prima, è un romanzo, Sì. Non aveva nessuna intenzione di essere un saggio, però in realtà nelle pagine, nelle vicende, Sì. nei rapporti tra i personaggi, Sì. ecco, ci sono proprio l'espressione di tutte le cose che possono condizionare la vita di tutti i giorni, i rapporti tra le persone. Sì. Per esempio si fa riferimento alla delusione di Anna, di Sì. uno dei personaggi, per non aver potuto continuare per problemi economici l'attività sportiva. Era una ragazza assolutamente portata, che forse sarebbe potuta diventare sicuramente una grande masso, però non ha i mezzi economici, quindi che è una cosa molto comune, non è una cosa che uno magari non la senti, non ti viene in mente, no? Non è che le persone camminano e ti dicono guarda non c'è i soldi, però in realtà è una cosa oggi poi a maggior ragione. Allora, il secondo diciamo che non è meno vincente sicuramente dell'altro, soprattutto nella descrizione dei personaggi. La tua capacità introspettiva è veramente molto, molto forte, tu riesci proprio quasi a tratteggiarli, quasi a dipingerli. Cioè, ho detto, come dicevo prima, che li leggi, te li figuri, poi ognuno chiaramente gli dà la fisionomia che vuole, però tu sei capace proprio già di disegnare questi personaggi.
Ecco, anche in questo caso c'è un finale rivelatore, quindi anche qui non si può dire troppo perché in realtà bisogna lasciare al lettore la curiosità di arrivare poi alla fine. Questo peraltro ha avuto già un premio ed è arrivato in semifinale al concorso Feltrinelli del 2013. Non è che hai cambiato questo silabo, questo tipo voleva questo. No, no, un cambiamento di stile, sono due libri, non so se leggendoli tutti e due quasi non si comprende che è dello stesso autore forse, perché comunque è un'epoca differente, qua stiamo parlando 2006, qua stiamo parlando 2010. 4 anni sono tanti. Sono tanti nella formazione di uno scrittore, perché comunque questo qui era stato preso da una casa editrice, è stato lavorato per un anno da casa editrice, poi per una serie di scelte editoriali non è stato più pubblicato, però c'è stato un lavoro. E questa editor, una persona, un punto di riferimento per me nella formazione mia, chiamiamola professionale a questo punto, culturale, sono state indicate delle letture per un miglioramento, per una crescita. E questa è stata una fase in cui stavo leggendo degli autori piuttosto complessi, Saramago, McEwan, delle persone che molto descrittive non solo di paesaggi. Sì? Sì, alcune parti, ovviamente non. È sicuramente un libro molto introspettivo che descrive l'emotività dei personaggi. I luoghi sono descritti accuratamente, non a caso, perché è ambientato all'Argentario, in Toscana, dove io sono cresciuto. Fin da quando sono bambino ho passato l'estate lì, quindi conosco bene quel posto e mi è piaciuto fare non solo delle descrizioni molto accurate del luogo, ma anche andare a ricercare, c'è stato proprio un lavoro a livello di storia del luogo, quindi ho riportato anche dei cenni storici che sicuramente chi ha letto Una verità incompleta si troverà un po' spaesato. Casualmente l'altro giorno confrontavo i due libri e vedevo come in questo libro ci sta circa 1/10 dei dialoghi che sono presenti in Una verità incompleta. Le incompleta. descrizioni sono molto. La storia è completamente diversa perché stiamo parlando quasi di una storia d'amore. All'inizio sembra apparentemente una storia, un romanzo d'amore che ha delle implicazioni misteriose.